Buongiorno dal Palaliperti di Marigliano, playoff vincenti gironi, gara di ritorno tra Woman Napoli e Top 5. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, si riparte dal 2-1 della gara di andata. Sarà diretto da Pierluigi Chirico della sezione. Intanto subito il destro da parte di Delle Cave, prima chance del match, sbloccare il punteggio. Ancora D'Angelo che prova il sinistro, la respinta da parte di Kenna. Ritorna da Pugliese, rischia qui Pugliese, la sterzata di Veglio che poi apre il sinistro e poi il gol di Gazza che sulla ribattuta di Iarriccio sblocca il punteggio, la rete da parte di Giulia Gazza, passa in vantaggio il Top 5. Ancora la numero 4 in possesso col destro dalla distanza, destro di Giannoccoli, deviato, corner. Pugliese col sinistro, la respinta di Kenna sul primo palo, segnare qualche metro la Woman. Iarriccio lancio, colpo di testa di Politi in avvitamento, palla di poco, alta sopra la traversa. D'Angelo, Politi si gira, palla per Enrico che sbuca sul secondo palo e fa 1-1 il pareggio della Woman Napoli a 10:30. Dal riposo la Woman risponde al Top 5, 1-1. Il sinistro di Mondino sul fondo, intercetta D'Angelo, un po' di spazio, pensa al sinistro, lascia Braccia, gran parata di Kenna e poi D'Angelo sul fondo, lancio lungo, colpo di testa di Gaeta per entrata. Riccio in avanti, colpo di testa di Mondino, D'Angelo mette giù, sinistro, ancora Mondino che però regala palla a D'Angelo che si aggiusta il pallone, palla sul secondo palo, il gol di Braccia dopo la parata di Kenna. Braccia la più lesta e fa 2-1 e la Woman pareggia i conti con la rete numero 31 di stagione per Braccia. Gaeta ci mette una pezza Pugliese, un 2 contro 1, D'Angelo per Braccia che la mette giù, il sinistro piazzato, debole, la tiene Kenna, ci prova Delle Cave che incrocia il destro, palla fuori. Ci prova Pugliese, che allunga il corner. Politi con l'esterno destro batte Kenna e fa 3-1 Ludovica Politi. Iarriccio, lancio lungo, colpo di testa di Gazza, Politi tenta la rovesciata. Pugliese trova l'angolo, 4-1 Woman, la rete di Giusy Pugliese a 3:16 dal termine. La Woman si porta sul +3 e in vantaggio di 2 gol nella serie. Avanza Kenna, la sterzata, occhio alla numero 9, palo dopo il tocco anche di Iarriccio e poi ci prova Gazza, quindi Cetrulo recupera palla, D'Angelo prepara il sinistro, Kenna in corner, lancio di Iarriccio, palla che resta lì, diventa quasi un tiro e poi Braccia, ancora Cetrulo preferisce la rimessa laterale. Che occasione ancora per la Woman. Suona la sirena, finisce qui la prima frazione di gioco con la Woman Napoli avanti 4-1 sul Top 5. La fischia Treglia, riparte la gara, avanza subito Kenna che però non la tiene in campo. Kenna subito da Veglio, la parata di Iarriccio, ci prova Pugliese, colpo di testa di Ludovica Politi che anticipa Mondino e fa 5-1, doppietta di Politi, gran gol di testa, 3 nella serie. Colpo di testa di Pugliese, mette giù Gazza, alto, lancio di Iarriccio, Politi la mette giù, Di Savino, Gazza intercetta Giannoccoli, Politi, Cetrulo sul fondo, Mondino, Veglio si accentra e calcia, Iarriccio ci mette le mani, il palo da parte di Savino, ci riprova Mondino, palla fuori di poco, Braccia, 1-2, Braccia, il gol di Anna Lucia Braccia, splendido il triangolo con D'Angelo, doppietta
per Braccia che fa 6-1 a 11 e 12 dal termine. Fermata da Cobal, Braccia! Ancora lei! Tripletta di Braccia che fa 7-1 sul recupero di Cobal. Braccia fulmina Kenna. Palla per il colpo di testa, il gol di Bianco che di testa fa 7-2, accorcia il top 5 a 10 e 30. Dino, palla in avanti, attenzione a Veglio che si accentra, Iarriccio, gran parata e poi Pugliese mette rimessa laterale di Savino, occhio a Veglio, gran parata di Iarriccio, poi Braccia trova la deviazione di Mondino. Arriva il gol, accorcia le distanze, il top 5. Occhio a Delle Cave che sbaglia il controllo, in qualche modo Enrico la ferma, non c'è fallo, riparte D'Angelo. La palla è per Braccia con un po' di spazio, Braccia, brava Kenna a fermare Braccia, fa ripartire Delle Cave che prepara il destro, la palla passa, Iarriccio dice di no, altra grande occasione per il top 5. Mondino, di Savino, intercetta Pugliese che apre il destro, palla che gira e termina sul fondo. Enrico tenta di andare via ma viene fermata da Veglio, a spazio la numero 11 che apre il destro sul fondo. Mondino, Kenna cambia posizione, Mondino si inserisce, Iarriccio paratissima e poi sono le 12:37 di domenica 17 maggio 2026, la Woman Napoli completa l'opera e vola in Serie A femminile. Le ragazze di Lanteri compiono il capolavoro ed accedono al massimo campionato nazionale femminile. Woman Napoli 6 in Serie A. Grande soddisfazione per il club partenopeo, applausi a scena aperta anche per il top 5 che applaude sportivamente la vittoria della Woman Napoli. Questo è lo sport che ci piace, questo è il futsal che amiamo e noi ci salutiamo qui.